basta, basta, mi gira la testa, ma questo è un sacrilegio, ma quella è roba degna di stare al collo di una regina. E voi a chi volete darla? Ma quella gente non se la merita. E non se la merita nemmeno vostra figlia. Chi vuol mettersi la sua roba deve prima lavarsi 3 volte con l'acqua di rose. E se non lo sapete, questa è roba sudata, sì signore, sudata. E ve lo dico io come l'abbiamo sudata. Perché gli uomini non sono tutti allegri e simpatici, no? Ci sono anche i vecchi, ricchi. Ci sono quelli che appena ti vengono vicino ti fanno venire il voltastomaco. E tutte queste ragazzine per bene vorrebbero mettersi la sua roba, eh? Prima devono imparare a stare con un uomo. E voi? Voi? Guardate solo la bellezza di questa roba? No, voi dovete guardare anche come è stata fatta. Chi l'ha fatta? E perché l'ha fatta? E la dovete pagare, eh? Pagare come l'abbiamo pagata noi, col sudore di sangue! Altrimenti non siete nemmeno degni di guardarla. E adesso mettetevela! Mettetevela! Se ci avete il coraggio! E che fate? Siete rimasti impalati? Uè, non ve la volete pigliare più questa roba? Voi lo sapevate che non era roba onesta? Tanto è vero che mi avete dato le torture per anni interi. E quando io vi ho detto di venire qua perché vi volevo regalare qualche cosa, non avete detto di no, l'avete accettata, avete preso l'appuntamento e siete arrivati precisi. State qua, siete venuti con i piedi vostri, ecco, state uno appresso all'altro, state in fila indiana. E adesso non la volete prendere più. Ma io ve la voglio regalare, pigliatela, a voi, perché non devo essere sporcato io solo, vi devo sporcare a tutti quanti. Non li affallì, Michele, la devi smettere. Piglia, no. Camminati a casa. Michele, se ci una bascia, era tutto che. È di prima qualità. Piglia, è roba vostra. Sei impazzito. È roba vostra, è roba di tutto il mondo, pigliate, è roba vostra. Non si paga niente! Non si paga niente! È tutta seta! Pigliate! Approfittate dell'occasione! È roba vostra, pigliate!